Pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro culto. Ti chiedo di alzarti in piedi. Cominciamo il nostro adorarti al Signore. Dai un abbraccio alla persona vicino a te. Dai un abbraccio alla persona dietro di te. Qualcuno che va a dare un abbraccio alle persone della regia che sono sempre là, non ricevono mai gli abbracci di nessuno. Qualcuno che va a dare un abbraccio alle persone in accoglienza. Amen. Una sera di adorazione, una sera di presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi. Ma credo questa sia anche una sera in cui lo Spirito Santo possa agire nelle nostre vite, possa trasformare cuori, possa cambiare menti, possa guarire persone, compiere miracoli. Per questo io ti chiedo in questo momento, per iniziare nel modo migliore il nostro adorarti, se puoi chiudere i tuoi occhi, pregare insieme a me, facciamo una preghiera per consacrare questo culto a Dio, per chiedere che la sua volontà possa essere compiuta oggi in mezzo a noi, la sua buona, perfetta e gradita volontà. Amen. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, Signore, per adorarti questa sera. Io ti chiedo che tutto ciò che noi faremo oggi, che ogni volta che noi apriremo la nostra bocca, che ogni volta che noi alzeremo le nostre mani, non siano solo gesti del nostro corpo, ma che siano vera adorazione a te, Dio. Ti chiedo che tu possa ricevere questa adorazione perché tu la meriti, perché ogni onore, ogni gloria va data a te. Noi siamo qua per questo, con questo sentimento, Signore. Noi vogliamo darti oggi il meglio che possiamo, Padre. Io ti chiedo, Dio, che tu possa mettere la tua mano su questa chiesa questa sera e che, Signore, tu possa compiere la tua volontà in mezzo a noi. Che il tuo Spirito abbia la libertà di agire, che cuori possano essere cambiati, Dio. Che tu possa compiere il miracolo che devi compiere nelle vite di ogni persona qua presente, Signore. Tutti quanti noi abbiamo il desiderio di te, Signore, vogliamo più di te. Per questo, Dio, io ti chiedo che la tua presenza sia forte qua questa sera in mezzo a noi. Scendi su di noi con la tua gloria e benedici questo culto e questa chiesa nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Possiamo fare un applauso, Signore. Questo Signore che è Re e che vive i nostri cuori. A Lui che ci ha salvato. A Lui che ci ha salvato dal fango del peccato. Eravamo perduti. Eravamo persi. Ma il Signore con la sua misericordia ci ha salvato. Gloria a Dio. Mi schiacciava il peccato che era in me. Non riuscivo a lasciarlo, ma poi la luce tua entrò in me. Entrò in me, respiravo ma non vivevo, nascondevo le mie paure, fino a che ho incontrato mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce sei in me, tu mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce sei in me.
amore. Riconosco la tua libertà. È tutto nuovo perché Gesù ho te. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Ero perduto, tu mi hai salvato, catene ha rotto la luce gloriosa, senza rifugio, orfano ero, ma mi ha chiamato cittadino del cielo. Rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro, ho un futuro che perdo gli occhi quando hai chiamato me. Sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tutta la chiesa! Ero perduto, tu mi hai salvato, catena ha rotto la luce, senza rifugio, tu mi hai chiamato. Rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro, ho un futuro che perdo gli occhi quando hai chiamato me. Sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Quanti vogliono sentire il fuoco dello Spirito Santo qui questa sera? Amen? Non so per cosa sei venuto qua, ma io sono venuto proprio per questo, per la sua presenza, per il suo Spirito Santo, per il suo fuoco. Ed è proprio questo che noi dichiariamo. Il Signore manda fuoco e gloria e la tua presenza su questo luogo. Chiara insieme a me, rivestito nella sua gloria. Rivestito nella sua gloria. E la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra. E quel che è in me si prostra in adorazione.
La sua presenza distrugge. ciò che non è. Santo, 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 alza la tua voce, dichiara Santo, Santo. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza, la tua presenza, Santo, 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 adora il Signore. Santo, 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 Gesù, Santo, Santo, Santo.
Santo. La Bibbia dice che Dio abita in mezzo alla lode. E io credo che Lui è qua questa sera, mentre noi cantiamo, mentre noi lodiamo, mentre noi dichiariamo che Lui è santo, santo, santo. Lui è qua in mezzo a noi. Santo, 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 esalta il suo nome, santo, santo Gesù, santo, santo, dichiara, santo, 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 più forte, santo Gesù, santo, 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 manda fuoco e gloria. Dichiara su questo luogo, dichiara su questa nazione, manda fuoco e gloria. Manda fuoco e gloria, la tua presenza. Manda, Signore.
molte generazioni arrese in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, Santo, tutta la creazione, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Che è stato perdonato e redento. Canto una canzone. Colui che è libero e porta il suo nome, canto una canzone all'agnello e per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano, Santo, tutta la creazione dichiara, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Il tuo popolo canta, Santo, sia re dei re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre, Santo per sempre. Tutti insieme il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta il tuo nome, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Oh, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, Santo, tutta la creazione dichiara, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Il tuo popolo canta, Santo, sia re dei re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Tu sempre sarai, Santo,
tu sempre sarai santo, santo per sempre. È più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, tuo nome è al di sopra di tutto.
Sei felice di essere qua nella casa del Signore, alla presenza del Signore? Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. Passiamo un po' di avvisi delle prossime settimane, per le prossime settimane. Potete trovare tutti i nostri avvisi anche sui nostri social, sul gruppo della Chiesa, ma oggi presenteremo alcune cose per la prima volta, quindi prestate molta attenzione agli avvisi di questa sera. Oggi sono solo in versione presentatore qua. È tornata la cacigna. Amen. Allora, primo avviso della serata. Siamo partiti proprio col botto qua, eh? Ciurrasco della Chiesa, BBQ. Il 17 marzo a mezzogiorno avremo una grigliata qua in chiesa. Dopo c'è quello del culto, voglio sentire l'alleluia anche lì, eh? Avremo il nostro ciurrasco qua in chiesa il 17 marzo a mezzogiorno, sarà una domenica. Ovviamente tutti voi siete invitati a venire, avrà un costo, sarà comunicato sui gruppi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tutto questo è fatto per aiutare la Chiesa ovviamente, ma non solo questo, no? Il primo proposito per il quale noi facciamo questi eventi è lo stesso proposito con il quale noi facciamo la cucina alla fine del culto, no? Quello di poter avere un momento di comunione insieme, di stare insieme. Chi ha già partecipato ad altre grigliate, a feijoade, sa che è sempre un pomeriggio molto bello di comunione, di essere uni in Cristo, di divertimento, poi sempre si va a finire in un ping pong o in qualche gioco, in scatola, no? Ma ci sono anche giorni in cui si finisce in conversazioni un po' più serie e sono ugualmente edificanti. È sempre un momento molto bello, quindi io ti invito a venire, ti consiglio di venire e ti consiglio di portare qualcuno con te, perché io credo che sia anche un momento in cui lo Spirito Santo può raggiungere la vita di persone che magari non sono abituate a vedere la Chiesa in questo contesto, ma la Chiesa prima di tutto è questo. È l'essere uni in Cristo, è l'avere l'unità, è l'avere la fratellanza gli uni con gli altri. Quindi venite al nostro ciurrasco il 17 marzo alle ore 12. Bibita e caffè inclusi, tra l'altro. Presentiamo ancora il nostro musical di Pasqua, sarà il giorno 30 marzo questo, sarà il nostro culto di Pasqua, sarà un culto un po' diverso, avremo un musical, ci sarà quindi un teatro, qualcosa di nuovo che nessuno ha mai visto e mai udito, no? Ma ci sarà quel giorno in chiesa. Ne approfitto anche per dirvi che questa sera nel momento della cucina saranno venduti anche dei dolcetti speciali brasiliani molto buoni. Tutto il ricavato di questi dolcetti verrà usato dal gruppo del musical, no? Dal nostro gruppo di teatro, non è un gruppo esterno, siete voi, fratelli e sorelle della Chiesa, che stanno preparando questo. Verrà usato per prendere dei tessuti, del materiale che servirà. Quindi vi invito a togliervi questo sfizio. Esci dal tuo digiuno questa sera, non sto scherzando, ma se vuoi uscire dalla tua dieta, puoi uscire dalla tua dieta per mangiarti 5, 6, 10 di questi dolcetti e così aiuterai anche il nostro gruppo del musical. Wow, questo è l'avviso che mi piacerà di più di questa sera. Alleluia. Iniziamo a breve il discepolato per il battesimo. Sappiamo che ci sono persone che si vogliono battezzare quest'anno, siamo gioiosi di questi come Chiesa e noi come Chiesa abbiamo questa abitudine di fare un percorso prima del battesimo per arrivare pronti a questo momento. Lo chiamiamo questo percorso discepolato, lo inizieremo tra poche settimane, per questo vogliamo cominciare a prendere i nomi delle persone che hanno questo desiderio di battezzarsi affinché possano fare questo percorso di discepolato insieme. Il discepolato può essere fatto anche da chi non ha questo desiderio oggi
di battezzarsi, ma non è mai stato battezzato. Qualcuno che vuole conoscere un po' di più a proposito del battesimo, che vuole scoprire che cosa veramente è il battesimo. Magari molti sono cresciuti con questa idea, no? Che il battesimo è solo mettere un po' di acqua sulla testa e entrare a far parte di una comunità attraverso di questo. Non è solo questo, il battesimo ha un significato molto più profondo dell'entrare a far parte di una comunità, e per questo motivo, se tu hai qualche dubbio, vuoi avere qualche chiarimento a proposito del battesimo, anche se oggi non hai nel cuore di battezzarti, o se tu conosci qualcuno che magari vuole capire un po' meglio che cos'è il battesimo, vi invito a partecipare al nostro discepolato. Cominceremo da questa sera a prendere i nomi delle persone che vogliono partecipare, quindi tu che vuoi partecipare o le persone che magari conoscete che vorrebbero partecipare possono dare a me i nomi, e nelle prossime settimane ci organizzeremo per trovarci a fare il discepolato. Amen. Abbiamo anche questo mese il nostro evento Fusion, che questo mese sarà diviso in 2 parti, mi è stato detto. Ci sarà un pre-Fusion domenica 3 marzo alle ore 14 qua in chiesa, e successivamente alle ore 16 inizierà il vero e proprio Fusion. Quindi tutti i teens, tutti i giovani, segnatevi questo giorno, domenica 3 marzo, dalle ore 14 fino a che Dio vorrà, sarete qua in chiesa per partecipare al vostro incontro per teens, per giovani, il nostro incontro Fusion. Amen? Abbiamo altri avvisi? Cos'altro bolle in pentola? Un cuore. Vi do io un altro avviso. Dopodomani, questo è un avviso importantissimo, sono sicuro che partirà un alleluia, perché la settimana scorsa, appena passata, c'è stato il primo Be Brave delle donne, no? Quante donne erano presenti, è stato un momento, una benedizione, penso, per tutte voi, per tutte quelle che hanno partecipato, ma anche noi uomini tra 2 giorni avremo il nostro incontro. Calcio con proposito! Non c'è... Ma arriverà a breve anche un culto per gli uomini, non temete. Ci programmeremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per fare un evento anche per gli uomini, ma intanto lunedì sera alle ore 8, ogni 2 settimane lunedì abbiamo il nostro calcio con proposito, quindi tu che vuoi partecipare, che vuoi fare un po' di movimento, che vuoi farci vedere come sei bravo a giocare, ma anche tu che non sei capace di giocare, vieni che fai squadra con me, non c'è problema, sono anch'io di quelli che non sono capace, ma avremo il nostro calcio con proposito lunedì sera alle ore 8. Amen? Abbiamo finito i nostri avvisi. Vi ricordate tutto, vero? Tutti gli avvisi. Qual era il terzo? Eccolo lì. Anche il secondo, anche il quinto, vero Michele? Ci alziamo in piedi. Facciamo una preghiera in questo momento. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, puoi portarla in questo momento alla casa del Signore. E io voglio pregare per te, per la tua famiglia, perché Dio possa benedire la tua casa. Io penso che il momento delle offerte, delle decime, delle primizie, di ciò che vogliamo portare sia un momento in cui Dio vede la nostra fedeltà e Dio ricompensa le nostre case. Ma la parola di Dio ci dice che Dio è un Dio che rimane fedele anche quando noi non lo siamo. Quindi la mia preghiera oggi non è per coloro che porteranno oggi qualcosa nelle offerte, ma è per tutti quanti noi. A tutti quanti noi Dio ha qualcosa, per tutti quanti noi Dio ha qualcosa. Quindi in questo momento io ti chiedo, metti la mano sul tuo cuore, ricevi questa preghiera perché Dio possa benedire te, la tua casa, ogni discendenza che proviene da te, che possa essere benedetta dall'Eterno. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi porteremo a te le nostre decime, le nostre offerte, il meglio che noi abbiamo da portare a te questa sera, quello che tu hai messo nel nostro cuore, di portare con gioia, Signore, alla tua casa. E la nostra preghiera, Signore, è che tu possa consacrare queste offerte, che possono essere usate al meglio per la tua opera, ma è anche che tu possa benedire ogni persona qua presente, Dio, ogni casa qua rappresentata, che possa essere
pervasa, Signore, dalla tua presenza, Signore, che la tua presenza possa riempire le nostre case, che la tua presenza possa riempire i nostri giorni, che la tua gioia, la tua allegria, che la tua unione possa entrare nelle nostre famiglie, Signore. Nel nome di Gesù, questa è la mia preghiera per la tua Chiesa questa sera. Io ti chiedo, Signore, benedici ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen. Siamo arrivati al ministero della parola. Credo che Dio abbia preparato questa sera un terreno fertile nei nostri cuori dove mettere un seme che possa germogliare e portare molto frutto nelle vite di ognuno di noi. Questa sera ho il piacere di invitare qua a portare un messaggio ai nostri cuori il nostro fratello Gilson. Posso chiederti di alzarti un minutino? Stendiamo le nostre mani verso Gilson, facciamo una preghiera per lui, ma in realtà è una preghiera per noi, perché in questo momento chiederemo che attraverso di lui Dio possa toccare i nostri cuori. Quindi prega pure con forza, perché in questo momento stai chiedendo a Dio di parlare con te. Amen. Padre, nel nome di Gesù mettiamo davanti a te oggi il nostro fratello Gilson, che tu hai scelto, Signore, per portare un messaggio alla tua Chiesa, per portare un messaggio ai tuoi figli, per portare un messaggio a noi, Padre. Per questo io ti chiedo, Signore, che tu possa mettere tutto ciò che hai da dire nel suo cuore, come tu hai già messo, hai già preparato, e che questa sera sia il tuo Spirito a parlare per mezzo di lui. Benedici, Signore, la vita di ogni persona che oggi ascolterà questa parola, che possa essere una vita da oggi cambiata, trasformata, più simile a te, Padre. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Aleluia. Pode sentar. Não, melhor. Puoi sederti, Fica um pouquinho de pé. resta un attimo in piedi, Estende a sua mão assim em direção a mim, assim, para mim.
Stendi la tua mano qua verso di me, mais alto assim, estende. più alto, E diz assim: e di così. Jesus Gesù derrama versa misericórdia na vida dele. misericordia nella sua vita. Jesus, Gesù, um pouquinho mais de misericórdia sobre ele. un po' di più di misericordia su di lui. Tira o tremor das pernas. Togli il tremolio delle gambe, Abençoe a vida dele. benedice la sua vita. Continua assim. Agora você vai virar um pouquinho pro lado assim, pro diácono. Fino così, verso Giacomo. Jesus, Gesù derrama paciência no coração dele, Jesus. versa pazienza sul suo cuore. Mais um pouquinho de paciência, Jesus. Ancora un po' di più di pazienza. Amém. Agora você vai botar a mão na sua cabeça assim Amen. Ora metti la mano sulla tua testa e diz assim: Jesus, e di così, Gesù, muito obrigado. molte grazie. Abre os meus olhos hoje. Apri i miei occhi questa sera. Abre o meu coração. Apri il mio cuore. Porque eu quero sair desse lugar E voglio uscire da questo luogo ouvindo a tua voz, sentendo la tua voce, ver a tua face, vedendo la tua faccia, sentindo a poderosa presença do teu Espírito. sentendo la tua potenza, la tua presenza. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Amen. Agora pode sentar. Puoi sederti. Tava tão bom com os músicos aqui tocando. Era così bello con i musicisti qua sopra. Amém. Se vocês sentirem no coração, de Tu fazer senti nel som, cuore? ou se a mesa de som quiser, perfeito. Glória a Perfetto. Deus. Ajuda eu me acalmar um pouco aqui. Aiutami a calmarmi. Vocês estão bem? State bene? O coração está aberto Il cuore è aperto? ou está um pouquinho inseguro? O siete un po' insicuri? Como é que está o teu coração? Come sta il tuo cuore? Espero que esteja leve Spero che sia leggero e aberto, e aperto. porque o Espírito Santo fala de uma forma muito sensível. Perché lo Spirito Santo parla in un modo molto sensibile. E é muito difícil a gente entender e ouvir Ed è molto difficile per noi capire e sentire quando nós viemos com alguma armadura ou armado com alguma coisa. quando veniamo con qualche armatura o con qualcosa. Então é muito importante Quindi è molto importante abrir o coração. aprire il cuore. Eu quero começar essa palavra, mas antes de começar, Io vorrei cominciare questa parola, ma prima di cominciare eu quero agradecer a Deus por esse momento aqui, de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. voglio ringraziare Dio per questo momento di condividere con voi un po' della parola di Dio. Ainda mais sobre este altar, Ancora di più sopra questo altare, porque a gente que está ali embaixo perché noi che siamo lì sotto vê o quanto esse lugar é respeitado com muito zelo vediamo quanto questo luogo è rispettato con tanto zelo pelo nosso pastor e pela nossa pastora, per il nostro pastore, per la nostra pastora, que conduzem com excelência esse rebanho. che conducono con eccellenza questo gregge. Quero louvar a Deus de todo o coração por isso, Voglio lodare a Dio con tutto il cuore per questo, porque não é em todo lugar que você vê perché non è in tutti i luoghi che tu vedi uma pastora quebrando a liturgia de um culto una pastora rompendo la liturgia del culto para trazer aqui em cima uma criança para cantar. per portare qua sopra un bambino per cantare. Uma criança que não tem a mesma técnica e qualidade, Un bambino che non ha la stessa tecnica e qualità, mas ela entendeu que tem um coração perfeito e a sua adoração nada o prende aqui na terra. ma lei ha capito che lui ha un cuore perfetto, che nulla imprigiona la sua adorazione. Portanto, é um motivo a mais para eu ficar mais nervoso ainda. Quindi è un motivo in più per essere nervoso. Que Deus seja louvado nessa noite. E Dio sia lodato questa Que sera. Deus abençoe as vossas vidas, pastores, em nome de Jesus. Dio benedica la vostra vita, pastore, in nome di Gesù. Quero começar fazendo uma pergunta aqui. Voglio iniziare facendo una domanda qui. Vamos imaginar que você está caminhando em qualquer rua da cidade. Immaginiamo che tu stai camminando in qualsiasi strada per la città. Sei lá, vai no supermercado, numa loja, tá indo. Magari stai andando a un supermercato, in un negozio, stai andando. E de repente, Jesus vem do seu lado e começa a conversar com você. All'improvviso Gesù viene al tuo fianco e comincia a parlare con te. A pergunta é: La domanda è, você reconheceria Jesus se tu fosse ele? riconosceresti Gesù se fosse lì? De fato é ele. Di fatto è lui. Mas a minha pergunta é: você o reconheceria? Ma la domanda è, tu lo riconosceresti? Por que que eu faço essa pergunta? Perché faccio questa domanda? Porque a Bíblia tem algumas histórias Perché la Bibbia racconta alcune storie que algumas pessoas que caminhavam com ele che alcune persone che camminavano con lui
Em certo momento, In alcuni momenti Jesus estava do seu lado Gesù era a fianco a loro e essas pessoas não o reconheciam. e queste persone non lo riconobbero. Depois de serem curados, Dopo essere stati curati, ouvi-lo, dopo averlo visto, caminhar junto, camminare insieme, almoçar, jantar junto, pranzare, cenare insieme, ver curas, maravilhas, vedere cure, meraviglie, mas não reconheceram quando ele estava ali. ma non riconobbero quando lui era lì. Por exemplo, Ad esempio, história de Maria Madalena la storia di Maria Maddalena foi liberta por Jesus. è stata liberata da Gesù. E quando Jesus morreu e foi sepultado, E quando Gesù morì e fu sepolto, a Bíblia diz que ela foi correndo ao túmulo. la Bibbia dice che lei corse al sepolcro. Chegando lá estava o túmulo vazio Quando arrivò là vide che il sepolcro era vuoto e ela muito triste e lei molto triste, porque acharam que tinham levado o corpo dela, pensando o corpo che dele, de Jesus. avessero portato via il corpo di Gesù. Então ela olha lá para dentro e vê dois anjos, um na ponta do túmulo, da pedra onde ele estava, e outro anjo aos pés de Jesus. E onde lei estava. vede là dentro e vede due angeli, uno alla testa dove era Gesù e uno ai piedi dove era Gesù. E a Bíblia diz que ela se curva para ver o túmulo La Bibbia ci dice che lei si curva per vedere il sepolcro e Jesus estava diante dela, e Gesù era davanti a lei, ressurreto. risuscitato. Mas a Bíblia diz que ela não o reconheceu. La Bibbia dice che lei non lo riconobbe. A Bíblia diz que ela achou que ele era o jardineiro. La Bibbia dice che lei pensò che fosse il giardiniere. E Maria Madalena perguntou para Jesus assim: Maria Maddalena domandò a Gesù così: por acaso você levou o corpo dele? per caso hai portato via il suo corpo? Se você levou, me diz, que daí eu pego e levo comigo. Se l'hai portato via, dimmelo che vado a prenderlo. Jesus disse só uma palavra para ela. E Gesù disse solamente una parola a lei. Disse assim: Maria. Disse così: Maria. Na hora, os olhos dela se abriram. In quell'istante i suoi occhi si aprirono Ela entendeu que era ele. e lei capì che era Gesù. Tem também a história dos discípulos, C'è anche la storia dei discepoli, que depois que Jesus foi morto na cruz, che dopo che Gesù fu morto sulla croce, eles provavelmente perderam as esperanças em tudo aquilo que Jesus tinha dito quando estava vivo, loro hanno perso la speranza in tutto ciò che Gesù aveva detto quando era vivo, sobre restaurar o reino de Israel. sulla restaurazione del regno di Israele. Eles voltaram a pescar. Loro tornarono a pescare. Foram para dentro do mar, pegaram ali alguns discípulos, pegaram um barquinho e foram para dentro do mar. Hanno preso alcuni discepoli in una barchetta e sono andati in mezzo al mare. A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixinho. La Bibbia dice che pescarono tutta la notte e non pescarono neanche un pesciolino. Estavam voltando da pescaria Stavano tornando dalla pesca e na margem estava Jesus. e a riva c'era Gesù. Lá na praia estava Jesus esperando eles. Là sulla spiaggia c'era Gesù che li aspettava. Quando eles chegaram, Quando loro sono arrivati, Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para eu comer? Gesù domandò loro: avete qualcosa da mangiare? E eles disseram: não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Loro risposero: abbiamo pescato tutta la notte e no, non abbiamo nulla. Então vocês fazem o seguinte: agora vocês vão jogar a rede para o lado direito Allora Gesù disse loro: fate così, buttate la rete sul lato destro e vocês vão pegar peixe ali. e voi pescherete pesci. Dito e fato. Detto e fatto. Pescaram tanto peixe Pescarono tanti pesci que precisavam de ajuda dos barcos vizinhos para levantar as redes. che hanno avuto bisogno delle barche vicine per tirare sulla rete. E um dos discípulos, que a Bíblia diz que era aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro: E uno di quei discepoli che la Bibbia dice che era quello che Gesù amava disse a Pietro: é o mestre, é Jesus. è il maestro, è Gesù. Pedro logo vestiu a sua capa Pietro subito si rivestì e pulou dentro do mar. e saltò in acqua. Provavelmente estava nu ou seminu, não sabemos. Probabilmente era nudo o seminudo, non lo sappiamo. Também tem a história dos discípulos C'è anche la storia dei discepoli a caminho para Emaús. che andavano ad Emmaus. A Bíblia diz que Jesus se aproxima deles. La Bibbia dice che Gesù si avvicina a loro. Eles estavam conversando sobre tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Loro stavano parlando di tutto ciò che era successo a Gerusalemme. Jesus começa a questioná-los o que estava acontecendo Gesù cominciò a domandare cosa stesse succedendo. e fizeram uma boa caminhada juntos. Abbiamo fatto una buona camminata insieme. E eles não reconheceram a Jesus. Loro non riconobbero che era Gesù. Quando eles estavam para se dividir, cada um ir para o seu lado, Quando stavano per dividersi, ognuno andava dalla sua parte. a Bíblia diz que os dois discípulos convidam a Jesus
para comer alguma coisa porque já estava tarde. La Bibbia dice che i due discepoli invitarono Gesù per mangiare qualcosa perché era già tardi. A Bíblia diz que quando Jesus pega o pão, E la Bibbia dice che quando Gesù prese il pane, parte o pão, lo spezzò, dá graças a Deus, dà grazie a Dio, eles viram aquela cena, imagina a cena. loro videro quella scena, immagina la scena, Partindo o corpo, o pão, vedendo il corpo, il pane, dando graças a Deus. dando grazie a Dio, Na hora eles perceberam que era Jesus. quell'istante capirono che era Gesù. Os olhos deles abriram. Gli occhi si sono aperti, Olharam para o lado e não tinha mais Jesus ali. guardarono così e non c'era più Gesù. Eles não reconheceram Jesus, Loro non riconobbero Gesù, mas o coração deles queimavam quando Jesus falava. ma il loro cuore bruciava quando Gesù parlava. Aleluia. E o fato é que às vezes a gente não reconhece Jesus ao nosso redor. Il fatto che a volte non riconosciamo Gesù a fianco a noi. E a gente deve estar atento em relação a isso. Noi dobbiamo stare attenti in relazione a questo. E o maior problema disso tudo que eu vejo I più grandi problemi di tutto questo che vedo é que o tempo passa. è che il tempo passa Passa veloce, O tempo não volta atrás. il tempo non torna indietro. E qualquer tempo que você passe sem reconhecer Jesus E tutto il tempo che tu passi senza riconoscere Gesù é um tempo perdido. è un tempo perso, É uma lástima. Prejuízo. è un pregiudizio. E só que Solo che tem uma outra pessoa na Bíblia c'è un'altra persona nella Bibbia que também não reconheceu o Senhor Jesus quando este falava com ela. che non ha riconosciuto Gesù mentre questi parlava con lei. E creio que esta história E credo che questa storia vai fazer a gente abrir os nossos olhos hoje ci farà aprire gli occhi oggi e passarmos a ter um relacionamento real, e passare ad avere una relazione reale, visível, visibile, entendível comprensibile com o Senhor Jesus. col Signore Gesù. E é sobre esse texto que eu quero falar um pouquinho, E è su questo testo che voglio parlare un po', que está em João, che si trova in Giovanni, capítulo 4, capitolo 4, versículo 26. versetto 26. É um texto muito conhecido È un testo molto conosciuto, sobre a mulher samaritana. che parla della donna samaritana. Né? É um texto em que diz que essa mulher ao meio-dia vai até o poço, È un testo che dice che questa donna a mezzogiorno andò a un pozzo posto construído por Jacó, costruito da Giacobbe, e ao meio-dia chega Jesus ali também que estava vindo para Samaria. e a mezzogiorno arriva lì Gesù che stava venendo in Samaria. Na verdade ele estava indo para Galiléia, mas sentiu necessidade de passar por Samaria. In verità lui stava andando in Galilea, ma ha sentito la necessità di passare per Samaria. Encontra com aquela mulher ali, Si incontra con questa donna, pede um pouco de água. chiede un po' di acqua, Eles começam a discutir um texto que nós vamos ver aqui agora. cominciano a discutere un testo che vedremo tra poco. E Jesus começa a se mostrar para ela quem ela era, porque ela não estava entendendo, não E conhecia. Gesù comincia a far capire chi lei è, perché lei non stava capendo. E depois de um diálogo deles ali, Jesus se faz conhecido. E dopo questo dialogo Gesù si fa conoscere. Ela vê Jesus. Lei vede Gesù A vida dela se transforma. e la sua vita si trasforma. E ela sai correndo para a cidade dela contar o que Jesus fez. Lei esce correndo per la sua città raccontando. E muitas pessoas, diz a Bíblia, E molte persone, dice la Bibbia, que passaram a crer em Jesus cominciarono a credere in Gesù pelo motivo daquilo que ela falou. per la sua testimonianza. João 4:26 diz assim: Giovanni 4,26 dice così: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Imagina a cena. Immagina una scena. Jesus conversando já há algum tempo com ela. Gesù è già da un po' che sta parlando con lei. Jesus estava falando sobre o lugar de adoração, que não era nem Jerusalém nem Samaria. Gesù sta parlando sul luogo di adorazione che non era né a Gerusalemme né in Samaria. E a mulher fala assim: Eu sei que quando o Messias vir, E lei dice: io so che quando il Messia verrà, ele nos ensinará todas essas coisas. lui ci insegnerà tutte queste cose. Eu sou o Messias. Io sono il Messia. Eu que estou falando com você. Io che sto parlando con te. Ela também não reconheceu. E sabe por quê? Anche lei non l'ha riconosciuta. E sai perché? Porque nós vamos ver algumas coisas aqui, 3 tópicos, rapidinho,
Noi vedremo alcune cose qui velocemente que nos faz a não reconhecer a Jesus. che ci fanno in modo che noi non riconosciamo Gesù. Abra o seu coração, peço mais uma vez. Apri il tuo cuore, te lo chiedo ancora una volta. O tempo está passando. Il tempo sta passando, O evangelho está caminhando. il Vangelo sta camminando. Jesus tem um plano para esta Verona. Gesù ha un piano per Verona, Está levantando os seus discípulos. sta innalzando i suoi discepoli. Nós não podemos perder tempo em não reconhecê-lo. Noi non possiamo perdere tempo a non riconoscerlo. Primeiro, Primo, a Bíblia diz em João, versículo 6, no mesmo capítulo: la Bibbia dice in Giovanni capitolo 6, havia ali, desculpa, João capítulo 4, versículo 6. Giovanni capitolo 4 versetto 6. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Uma das revelações desse versículo Una delle rivelazioni di questo versetto é a parte final. Isto se deu por volta do meio-dia. è la parte finale. Era circa l'ora sesta. Isso não está no texto por acaso. Questo non è nel testo per caso. Por que a mulher foi ao meio-dia? Perché la donna andò a mezzogiorno. Já se pararam para pensar sobre Ti isso? sei già fermata a pensare? Nesse horário, mais ou menos 45 graus Celsius. Più o meno in questo orario c'erano 40 gradi, 45 gradi. 45 graus. Era um calor absurdo, no pleno deserto. Era un caldo assurdo in mezzo al deserto. Se você quer ir tirar água de um poço, Se tu vuoi andare a prendere acqua al pozzo, não é na hora mais quente do dia. sicuramente non è nell'ora più calda del giorno. Vai onde é mais confortável. Vai quando è più confortevole. Mas tinha um motivo porque ela foi esse horário. Ma c'era un motivo per cui lei è andata in questo orario. Alguém sabe me dizer qual é o motivo por ela ter andado na hora mais quente do dia? Qualcuno sa dirmi il perché lei è andata nell'ora più calda del giorno? É porque essa mulher carregava sobre si Che questa donna portava su di sé uma culpa descomunal, una colpa Culpa- non comune, muito grande, molto grande, que não era dela. che non era sua. Ela tinha medo de ser encontrada. Lei aveva paura di essere vista, Ela tinha medo de ser reconhecida, aveva paura di essere riconosciuta, de encontrar os seus acusadores. di incontrare i suoi accusatori. Porque a história dela era que ela já tinha passado por 5 casamentos. Perché la storia dice che lei aveva già passato per 5 matrimoni E esse que ela tinha agora não era seu esposo. e quello che aveva adesso non era suo marito. E isso diante da lei dos fariseus era abominável, digna de morte, apedrejamento. E questo davanti alla legge dei farisei era abominevole, degno di essere lapidati. Ela tinha medo de Lei ser aveva paura pega di essere presa por causa da culpa que carregava sobre ela. a causa della colpa che portava su di sé. Cara, isso é atual. Questo è attuale. Nós também agimos assim às vezes. Che noi agiamo così a volte. Talvez você não passou por 5 casamentos, Forse tu non sei passato per 5 matrimoni, mas passou talvez por um namoro que te prejudicou. ma forse sei passato per un fidanzamento che ti ha pregiudicato. Algum homem que abusou da sua mentalidade. Qualche uomo che ha abusato della tua mentalità. Alguém que te machucou. Qualcuno che ti ha ferito. Ou qualquer relacionamento abusivo O qualsiasi relazionamento abusivo que não cumpriu com seu papel e te machucou seu coração. che non ha compiuto il suo compito e ha ferito il E tuo cuore. você perdeu a esperança, desanimou. Tu hai perso la speranza, ti sei disanimato. Talvez um relacionamento com os seus pais Forse un relazionamento con i tuoi genitori que não foi o mais saudável possível, che non è stato il più salutare, mas que também te feriu, ma che ti ha ferito, mas que também te trouxe culpa. ma che ti ha portato colpa. E você simplesmente abaixou a cabeça e perdeu a vontade das E coisas. tu semplicemente hai abbassato la testa e hai perso la voglia delle cose. Talvez você perdeu alguém importante na sua vida. Forse hai perso qualcuno di importante nella tua vita. Familiar, um pai, uma mãe, não sei. Familiare, padre, madre, non lo so. Você passou a culpar a Deus por aquilo ali. Hai cominciato a incolpare Dio per questo. Pode ser, eu não sei a sua história. Può essere, io non conosco la tua storia. Eu sei de uma coisa. Io so una cosa. Sabe essa culpa que às vezes você carrega? Sai questa colpa che a volte ti porti? Ela já foi comprada. È già stata comprata. Você está carregando de graça. Tu stai portando, la stai portando gratis. Ela não é tua.
non è tua. Jesus comprou a sua culpa. Gesù ha comprato la tua Jesus colpa. levou a sua culpa sobre ele na cruz do Calvário. Gesù ha portato la tua colpa su di lui nella croce del A Calvario. culpa não é mais tua, La colpa non è più tua, é de Jesus, è di Gesù, que deixou na cruz, che l'ha lasciato nella croce, porque te ama, perché ti ama, porque tem um plano na sua vida, perché ha un piano nella tua vita, porque ele deseja ser reconhecido por você. perché lui desidera essere riconosciuto da te. Mas quando a gente vive cheio de culpa, Quando viviamo pieni di colpe, não conseguimos olhar para a graça de Deus, non riusciamo a vedere la grazia di Dio, porque é a graça que nos tira essa culpa. perché è la grazia che ci toglie questa colpa. Outra coisa que nós podemos observar na história dessa mulher, Un'altra cosa che possiamo osservare nella storia di questa donna, está escrito no versículo 9. sta scritto nel versetto 9. Diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Sabe uma outra coisa que não nos permite ver a Jesus? Sai un'altra cosa che non ci permette di vedere Gesù? A religiosidade. La religiosità. A religiosidade é como um bloco de ferro La religiosità è come un blocco di ferro amarrado no seu pescoço legato al tuo collo que te faz você andar assim, ó. che ti fa camminare così. Você nunca vai conseguir olhar para frente. Tu mai riuscirai a guardare avanti. Você nunca vai conseguir olhar para o alto. Tu mai riuscirai a guardare in alto. Se não consegue olhar para o alto, E se non riesci a guardare in alto, se se não consegue olhar para o céu, non riesci a guardare il cielo, não conseguirá olhar para Jesus. non riuscirai a guardare Gesù. Ele pode vir ao seu lado. Può essere al tuo fianco, Não reconheceremos, non lo riconoscerai. porque essa religiosidade E questa religiosità nos cega. ci acceca. Ela era samaritana. Lei era samaritana, Jesus era judeu. Gesù era giudeo. Lá no final do reinado de Salomão, Là alla fine del regnato di Salomone, quando ela apenas morre, quando ele morre, apenas lui, morre, appena lui è morto, o reino se divide em dois. il regno si divide in due. Israel é um reino, Israele è un regno, qual sua capital seria Samaria, con la capitale Samaria, e se cria outro reino chamado Judá, e si crea un altro regno chiamato Giuda, que a capital seria Jerusalém. e la capitale è Gerusalemme. Os judeus de Jerusalém continuam a adoração pura a I Deus. giudei di Gerusalemme continuano l'adorazione pura a Dio. Os samaritanos se juntam ao paganismo, I samaritani si uniscono al paganesimo, começam a adorar a tudo aquilo que Deus abomina. cominciano ad adorare tutto ciò che Dio abomina. Então cria-se uma cultura religiosa daquele povo, mas uma religiosa pagã. Quindi si crea una cultura religiosa, ma una religione pagana. Por isso esses dois povos de Samaria e Jerusalém viviam em guerra sempre. Per questo questi due popoli, giudei e samaritani, vivevano in guerra sempre. Por isso que ela falou: você é judeu, eu sou samaritano, como é que você está falando comigo? Per questo lei disse: ah, io sono samaritano, tu sei giudeo, perché parli con me? Os judeus, para chegar em Samaria, deveriam cortar atalho, passar por Samaria mais longe. Eles não poderiam passar por ali, porque tinha perigo de morte. I giudei per passare per Samaria non potevano passare così dal centro, ma dovevano fare il giro largo, perché passare da Samaria c'era una pena di morte, De tanto era o ódio. da tanto che era l'odio. Por isso que esse texto começa assim: Questo testo comincia così. era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessario passare per Samaria. Não que ele queria correr os Non che riscos, lui volesse, mas era que tinha uma mulher lá na beira do poço, ma perché c'era una donna là in riva al pozzo, cheia de culpa, piena di colpe, dolores, dolori, medo, paure, insegurança, insicurezza, religiosidade, religiosità, tudo aquilo que nos afasta de ter um relacionamento puro com Jesus Cristo. tutto quello che ci allontana da avere una relazione pura con Gesù. Mas Jesus enfrenta essa religiosidade, esse ódio deles. Ma Gesù affronta questa religiosità, questo odio loro. Chega diante da mulher Arriva davanti alla donna e começa a oferecer uma água para ela. e comincia ad offrire un'acqua. A vida dela começa a mudar. E la sua vita comincia a cambiare. Mas antes tem um outro assunto que nós devemos falar aqui. Ma prima c'è un altro argomento di cui dobbiamo parlare. Um terceiro e último ponto. Terzo e ultimo punto.
Versículo 15 Versetto 15. diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Jesus tinha falado para ela: olha, essa água aí, Gesù le aveva detto: guarda, quell'acqua lì, se você beber ela, se tu la bevi, você vai voltar a ter sede. tu avrai di nuovo sete. Mas se eu der da água da vida, Però se io ti do dell'acqua della vita, você jamais terá sede. tu mai più avrai E sete. do seu interior E dal tuo interiore fluirão fluiranno águas vivas. acque vive. Você nunca mais terá sede. Tu mai più avrai sete. Sabe, nesse ponto, o que nós descobrimos aqui? Sai Que nos cosa scopriamo in questo que punto? nos impede de reconhecer o Senhor Jesus? Che ci impedisce di riconoscere il Signor Gesù? A comodidade. La comodità. A mulher só queria água La donna solo voleva acqua, para não ter que voltar outra vez lá. per non dover ritornare un'altra volta lì. Me dá dessa água então, Jesus. Dammi di quest'acqua allora, Gesù. Daí eu não preciso mais voltar aqui para pegar água. Così non ho più bisogno di venire qua a prendere acqua. Eu não preciso mais correr os riscos. Non ho più bisogno di correre rischi. Eu não preciso mais me expor aos outros. Non ho più bisogno di espormi agli altri. É mais cômodo para mim, Senhor Jesus. È più comodo per me, Signor Gesù. Dá dessa água. Dammi di quest'acqua. Às vezes a gente procura o que é mais cômodo para nós, A volte noi cerchiamo ciò che è più comodo per noi. porque a vida com o Senhor Jesus, Perché la vita col Signor Gesù, o relacionamento com o Senhor Jesus un relazionamento col Signor Gesù, requer renúncia. richiede rinuncia. Você pode fazer tudo, menos a tua vontade perto dele. Tu puoi fare tutto tranne la tua volontà vicino a Lui. Ou é a dele, ou O é è a la tua. sua o è la tua. Fizemos então a vontade dele. Facciamo quindi la sua volontà. Então a vida dessa mulher começa a mudar quando ela começa a falar a verdade. Quindi la vita di questa donna cominciò a cambiare quando lei cominciò a dire la verità. Ela começa a abrir o coração para o Senhor Jesus. Lei comincia a aprire il suo cuore al Signor Gesù. Porque Jesus fala assim: vai e chama o seu marido. Perché Gesù le dice: vai, chiama tuo marito. E ela fala assim: eu não tenho marido. Lei disse: ah, io non c'ho marito. E Jesus fala assim: você falou corretamente, Gesù le disse: tu hai detto la verità. porque você já teve 5. Perché tu hai già avuto 5 mariti. E esse que você está agora, E quello con cui stai oggi, esse também não é seu marido. questo non è tuo marito. Jesus diz assim: ó, isso você falou a verdade. Questo hai detto la verità, disse Gesù. A história dessa mulher começa a mudar quando ela abre o coração. La storia di questa donna comincia a cambiare quando lei apre il suo cuore. Um coração fechado não consegue ver Jesus Cristo. Il cuore chiuso non riesce a vedere il Signor Gesù. E Jesus estava oferecendo ali a cura para ela. Gesù le stava offrendo la cura, A água de vida, l'acqua di vita, a água viva, l'acqua viva que te transforma, che ti trasforma, que te muda, che ti cambia, que te traz de volta para a cruz, che ti riporta alla croce, para o centro da vontade dele. al centro della sua volontà. A gente precisa abrir o nosso coração para receber esse Deus maravilhoso. Noi abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore per ricevere questo Dio meraviglioso. Porque Jesus tem uma água para derramar, Perché Gesù ha un'acqua da versare, mas o poço tem que ser limpo. ma il pozzo deve essere pulito. A odre tem que ser limpa. L'otre deve essere pulito. Porque se a água é nova ou se o vinho é novo, Perché se l'acqua è nuova o il vino è nuovo, nós precisamos ser novos. noi abbiamo bisogno di essere nuovi. Não podemos portar coisas imundas dentro da gente. Non possiamo portare cose immonde dentro di noi. Precisamos abrir o nosso coração para Jesus tocar ali dentro. Abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore affinché Gesù tocchi lì dentro. Jesus afrontou essa mulher, ou melhor, confrontou essa mulher. Gesù ha affrontato questa donna, o meglio ha confrontato. Chama o seu marido. Chiama tuo marito. Isso era um motivo de vergonha para ela, porque ela já estava no 6º casamento. Questo era un motivo di vergogna per lei perché era il sesto matrimonio. Jesus precisava tocar na ferida, Gesù ha avuto bisogno di toccare la ferita. porque precisava ouvir a verdade da boca dela. Perché aveva bisogno di sentire la verità dalla sua bocca. Ela precisava ser transparente. Lei aveva bisogno di essere trasparente. Ela precisava ser ela mesmo, Lei doveva essere se stessa para que Jesus pudesse limpar aquela vida. affinché Gesù potesse cambiare, pulire quella E vita. não é diferente com as nossas
nossas vidas, irmãos. Non è diverso con la nostra vita, Vai ter fratelli. momento da nossa vida Ci sarà un momento nella nostra vita que Jesus vai expor para você che Gesù ti esporrà a sua identidade. la tua identità, Quem você é fora dele. chi tu sei al di fuori di Lui E quem você pode se transformar nele. e chi puoi essere in Lui. Uma pessoa completa, Una persona completa, sem medo, senza paura, sem traumas, senza traumi, sem insegurança. senza insicurezze. Você vai viver a sua juventude com coragem. Tu vivrai la tua gioventù con coraggio. Você vai viver a sua família no altar de Deus sem medo. Tu vivrai con la tua famiglia all'altare di Dio senza paura. Porque isso é uma ideia de vida plena com Deus. Perché questa è un'idea di vita piena con Dio. Essa é a ideia de Deus para as nossas vidas. Questa è l'idea di Dio per la nostra vita. Reconhecer o Senhor Jesus na nossa casa, Riconoscere il Signore Gesù nella nostra nos casa, nossos filhos, nei nostri figli, no nosso ministério, nel nostro ministero, na nossa escola, nella nostra em scuola, tudo que fazemos. in tutto ciò che facciamo. Jesus tem que estar conosco. Gesù deve essere con noi. Porque sem Jesus é tempo perdido. Perché senza Gesù è tempo perso. É tempo perdido. È tempo perso. Não há vida fora de Jesus. Non c'è vita senza Gesù. A religiosidade fora de Jesus. La religiosità fuori di Gesù. A culpa fora de Jesus. La colpa fuori di Gesù. A comodidade fora de Jesus. La comodità fuori di Gesù. Há tudo que te distrai fora de Jesus. C'è tutto che ti distrae al di fuori di Gesù. Jesus derramou água viva no coração dessa mulher. Gesù versò acqua viva nel cuore di questa donna. Essa mulher se transformou. E questa donna si trasformò. Foi correndo para sua cidade. Corse nella sua città. Se tornou uma evangelista no primeiro momento. Divenne un evangelista nel primo momento. Falou para todo mundo: olha, eu acho que eu achei o Messias. E disse a tutti: guardate, penso di aver trovato il Messia. E essa galera voltou tudo para lá onde Jesus estava ensinando. E tutta questa moltitudine andò da dove Gesù stava insegnando. E confirmou o que a mulher disse. E confermarono ciò che la donna diceva. E voltaram e disseram para a mulher: E tornarono e dissero alla donna: você estava certa, é Jesus. tu avevi ragione, è Gesù. Aquela cidade foi ganha para o Senhor Quella Jesus. città è stata conquistata. Aquela dal Signore cidade Gesù. dominada pela religiosidade. Quella città dominata dalla religiosità. O evangelho entrou, Il Vangelo è entrato. fez discípulos. Ha fatto discepoli. E ali o evangelho continuou. E lì il Vangelo ha continuato. Porque era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessario che lui passasse per Samaria. Porque tinha alguém ali que precisava conhecer a E lì Jesus. c'era qualcuno che aveva bisogno di conoscerlo. Talvez você esteja igual Maria Madalena, querendo cuidar do corpo. Forse tu sei come Maria Maddalena che vuoi prenderti cura del corpo. Ou está igual aos discípulos que voltaram a pescar porque perderam as esperanças nas promessas. Sei come i discepoli che sei tornato a pescare perché hai perso le speranze nelle promesse. Ou como os discípulos no caminho de O Emaús, come i discepoli nel cammino di Emmaus, que sentiam seus corações queimarem. che sentivano il loro cuore bruciare. Independente de como você está, Indipendentemente di come stai, Jesus tem uma palavra para você. Gesù ha una parola per te. Ele tem alguma coisa para te dizer nessa noite. Lui ha qualcosa da dirti questa sera. Venha como você está. Vieni così come sei. Venham todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Porque eu quero derramar sobre o seu coração uma água viva. Perché io voglio versare sul tuo cuore un'acqua viva. E se você beber dessa água, E se tu bevi di quest'acqua, você jamais terá sede. tu mai più avrai sete. Você jamais terá medo Tu mai più avrai paura de ser santo, di essere santo, de ser irrepreensível, di essere de irreprensibile, falar que é cristão aonde você está. di dire che sei cristiano dovunque tu Você vada. não viverá com medo de chegar na sua escola. Tu non avrai paura di andare a scuola Eu sou discípulo do Senhor Jesus. e dire io sono discepolo del Signore Gesù. Você vai chegar onde você trabalha, Tu andrai dove lavori porque você está cheio de água viva. perché sei pieno di acqua viva Você não terá medo de e dizer: non avrai paura di dire eu sou discípulo do Senhor Jesus nesta cidade. io sono discepolo del Signore Gesù in questa città. Você não vai ter medo de dizer para alguém que está mal: Tu non avrai paura di dire a qualcuno che sta male. eu conheço a cura para você. Io conosco la cura per te. Você não terá medo de chegar diante de alguém que está em depressão: Tu non avrai paura di andare davanti a qualcuno che è depresso. eu tenho água viva para dar para você, Io ho acqua viva da darti porque o Senhor Jesus me deu. perché il Signore Gesù me l'ha data. E Ele quer dar para você também. Lui vuole darla anche a te. Se coloque de pé no seu lugar. Mettiti in piedi nel tuo posto.
Feche seus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Mais uma vez eu te peço. Ancora una volta te lo chiedo. Abre o seu coração. Apri il tuo cuore. Nem que seja uma vez mais. Anche se è una volta ancora. Porque o Espírito Santo está aqui. Perché lo Spirito Santo è qui. A presença do Senhor Jesus está aqui. La presenza del Signore Gesù è qui. Ele vai passar. Lui passerà. Talvez ele esteja do seu ladinho aí. Forse è al tuo fianco. Não deixe ele passar em branco. Non lasciare che lui passi inosservato. Sabe? Sai? Deus tem uma grande história para sua vida. Dio ha una grande storia per la tua vita. Porque eu tenho plena convicção no meu espírito. E ho la piena convinzione nel mio spirito. Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. L'ho già detto una volta, lo ripeterò. Deus tem uma grande obra para fazer nessa cidade. Dio ha una grande opera da fare in questa città. E Ele está atraindo os seus discípulos. Lui sta attirando i suoi discepoli. Ele vai te usar. Lui ti userà. Mas Ele precisa ter a certeza Lui ha bisogno di avere la certezza que você é um vaso limpo. che tu sei un vaso pulito. Como ser não te preocupa. Come, Ser um vaso limpo, come essere un vaso pulito, non preoccuparti. porque quem vai fazer isso é Ele. Perché chi farà questo è Lui. Amém? Feche seus olhos. Chiudi i tuoi occhi. E nós vamos orar para encerrar aqui. Noi pregheremo per concludere. Para que o rio de Deus Che il fiume di Dio passe nesse lugar. passi in questo luogo. Essas águas vão passar nesse lugar. Queste acque passeranno in questo luogo. Porque Jesus te ama demais. Perché Gesù ti ama tanto. Porque Jesus é apaixonado por você. Che Gesù è innamorato di te. Jesus é apaixonado por esses cidadãos dessa cidade. Gesù è innamorato dei cittadini di questa città. É por isso que Ele quer resgatar todos. È per questo che vuole riscattare E tutti. vai usar você. E userà te. Que Ele te ama. Perché Lui ti ama. Ele tem um propósito na sua vida. E ha un proposito nella tua vita. Você não está aqui por acaso, você sabe disso. Non sei qui per caso, lo sai. Eu sei que tem pessoas aqui Io so che ci sono persone qui que estão na mesma situação dos discípulos do caminho de Emaús. che sono nella stessa situazione dei discepoli nel cammino di Emmaus. Vem várias vezes aqui assistir os cultos. Vengono varie volte qui ad assistere al culto. O seu coração queima, Il suo cuore brucia tanto. tanto, Mas quando sai daqui saem dúvidas. ma quando esce di qui escono dubitosi. Mas nessa noite Jesus quer restaurar isso daí. Ma questa sera Gesù vuole restaurare questa cosa. Sabe esse queimor no coração que você sempre sentiu? Sai questo bruciore che senti nel tuo cuore? É a presença de Jesus do È teu lado. è la presenza di Gesù al tuo fianco. É no teu coração. È nel tuo cuore. Porque Ele te ama. Perché Lui ti ama. E Ele tem o Espírito Santo E Lui ha lo Spirito que Santo quer encher o seu che coração. vuole riempire il tuo cuore. Que vai te ajudar em todas as situações. Ti aiuterà in tutte le situazioni. Que vai restaurar toda a sua alma. Che restaurerà tutta la tua anima. Que vai curar toda a sua ferida. Che curerà tutte le tue Porque ferite. Ele vai mexer as águas do rio. Perché Lui muoverà le acque del fiume. Vai te mergulhar dentro desse rio. Ti immergerà dentro questo E fiume. você sairá curado. E tu uscirai curato. Vai sair curada. Uscirai curata. Porque Ele quer. Perché Lui vuole. Pai, estamos aqui nessa noite com o coração aberto, porque nós não queremos passar pelas mesmas coisas que essas histórias me contaram, que em um determinado momento da vida o Senhor esteve do lado deles e eles não o reconheceram. Eu quero ter uma história diferente, Jesus. Eu quero ser percebido, mas eu também quero te reconhecer, porque eu não sou nada sem a tua presença, eu não sou nada sem o Senhor. Quem sou eu, Jesus? Não deixa mais eu perder o tempo. Parla con Lui.
Usa esses minutinhos, Usa questi minuti, faz uma oração a Ele. fai una preghiera a Lui, Enquanto a banda toca música, mentre il gruppo suona musica, esses minutinhos aqui você vai conversar com Ele. questi minuti tu parlerai con Gesù. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare, tu sei. Cura, Jesus! Io desidero Restaura os sonhos. la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare, tu sei. Está curando. Ciò che io desidero, Ele está curando. la fonte di Lui prende cura di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore, tu sei. Tem uma atmosfera profética nesse lugar. Io desidero Tem uma atmosfera espiritual muito forte la nesse lugar. fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Alzati! Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare, tu sei ciò che io desidero.
che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore, io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonte di acqua viva, io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore, io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dammi da bere che non voglio più cercare in altre. Dica questo al Signore. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Ancora una volta, dammi da bere, dammi da bere che ho sete. Non ritornerò a bere per perché tu
Dio ha predicato la sua parola questa sera. E prima la Gabi ha detto che la presenza di Dio si manifesta in mezzo alla lode. E finché adesso stavamo cantando questa musica, non so voi, ma potevo percepire questo fiume di acqua viva in mezzo a questa adorazione. E io credo che questa sera Dio abbia versato molta di quest'acqua nei nostri cuori, in cuori che magari erano lontani da Lui, in cuori che volevano di più di Lui. Che tu possa uscire di qua ripieno di questi fiumi di acqua viva e essere testimone del Signore Gesù in questa città. Amen. Dai un abbraccio alla persona vicino a te. Fagli sentire questo fiume di acqua viva che oggi vive dentro di te. Sii testimone per lei di questo amore che Gesù ha per ognuno di noi. Amen. Io voglio bere il tuo fiume, Signore, senza la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò nella tua fonte, fonti di acqua viva. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sacia la mia sete, pulisci il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò nella tua fonte, fonti di acqua viva. Tu sei la fonte, Signore. Gesù è questo stesso fiume, questa stessa fonte di acqua viva. Amen. Terminiamo questo culto lodando a Dio con un applauso per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto questa sera in mezzo a noi e soprattutto dentro ognuno di noi. Amen. Amen. Stiamo terminando il nostro culto, tra poco avremo il momento della cucina. Tu che vuoi rimanere, passiamo un po' di tempo insieme. Prima festeggiamo i compleanni di questa settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni? Possiamo accendere le luci? Uju, mia mamma. Vieni, Cacci. É meu Ju. Amen. Stendiamo le nostre mani verso di loro perché possiamo benedire la loro vita, chiedere a Dio le migliori benedizioni per questo nuovo anno che ha messo davanti a loro. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita delle nostre sorelle, Suelen, Katia, Goia, alle quali, Signore, tu hai concesso un nuovo anno di vita e ti chiediamo, Padre, come Chiesa oggi, che tu possa riempire questo loro anno delle tue migliori benedizioni, che la loro vita e la loro casa siano piene della tua presenza, della tua gioia, della tua allegria, Signore, del meglio che tu hai già preparato per loro, per questo nuovo anno. Nel nome di Gesù benedici ognuna di loro. Amen.
Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Che Dio benedica allora tutti quanti noi, che la settimana di tutti noi possa essere benedetta, di te, della tua famiglia, che Dio possa riempire la tua casa con le sue migliori benedizioni, con la sua gioia, con la sua pace, con la sua armonia, la sua unità, il suo amore. E che l'amore di Dio Padre, allora, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano sopra ognuno di noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.